Ciao a tutti! Non si sentirà niente perché c'è il rumore del torrente. Dopo un mese di assenza circa siamo tornati. E dove siamo? Siamo in Val di Rabbi, in Trentino. Siamo in ferie, passeremo una settimana qui. Vi mostreremo, tempo permettendo, tutto quello che c'è da vedere. Malghe, ponte sospeso, vette, posti in cui mangiare e dove comprare i prodotti tipici. Oggi è il primo giorno, siamo arrivati nel pomeriggio, abbiamo mangiato e adesso abbiamo mezza giornata per mostrarvi qualcosa proprio di semplice e alla portata di tutti. Infatti stiamo andando a... non lo so, al ponte sospeso. Sì, negli ultimi anni la valle è diventata famosa perché hanno costruito questo ponte tibetano che passa sopra una cascata e collega due versanti della montagna. A dopo, a dopo. Abbiamo visto un cervo, una cerva, Sì, appena fuori dalla porta di casa. Sei pronta? Sì! Vedremo. La prima cosa che vi mostriamo sarà il ponte sospeso. Per arrivarci bisogna andare quasi a fondovalle e prima del campeggio al Plan bisogna svoltare a sinistra su una strada che sale sulla montagna. È abbastanza vicino, adesso non ricordo se è mezz'ora o un'ora di distanza, una camminata facile. Il ponte sospeso passa sopra la cascata Ragaiolo e porta fino a una malga con un ristorante che si chiama Malga alle Fratte, in cui si mangia molto bene. Andiamo! Questo è un esemplare di Nicholas, è pericolosissimo. Ma che bello! Sono degli alberi. Ma sono molto belli. Anche tu sei molto bella, saluta! Siamo quasi arrivati al ponte sospeso e camminiamo da 15 minuti circa, quindi molto fattibile. È sicuramente l'attrazione principale della valle, assieme alle cascate di Saint E la Maggie? e la Maggie. Questa è la situazione, ci sono circa almeno 30 persone che devono attraversare il ponte e altre 5 sul ponte. Tutti aspettano che sul ponte non ci sia nessuno per farsi una foto epica, ma questo non succederà mai perché siamo qui da mezz'ora e tutte le volte che ci siamo stati è sempre stato così, quindi scordatevi il selfie epico o venite di notte, ma potreste non vedere il ponte. Aiutami, di qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante. Bene, basta, ho detto quello che serviva. C'è una cascata. Sì, l'abbiamo già detto. Mani in alto. Allora, il ponte è lungo 100 metri, alto 50 e ballonzola abbastanza. E se ti tuffi ti fai male. E se ti tuffi ti fai molto male, però molto bello. Questa è la cascata Ragaiolo. Consiglieresti di venire in Val di Rabbi? Assolutamente sì, perché fa fresco. Se vi piace il mare, allora no. No, perché siamo sempre bruciati, che cazzo. Perché noi siamo talmente belli, simpatici, luminosi e radiosi che quando ci vede la fotocamera ha dei sfarfallii. Sfarfallii. Ma è normale, sì. Sì. È per questo. Non ci sono altre motivazioni. Proseguiamo lungo il sentiero verso la Malga. La Valga. La Maggie è la prima donna che si sta lamentando di aver perso del peso e che non le vanno più bene le braghe. Non è giusto, le ho appena comprate e adesso devo stringerle forte con la cintura e mi cadono lo stesso. Ma cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare noi? Cosa dobbiamo fare noi? Cosa dobbiamo fare? Malga Fratte di là.
Hai trovato uno dei 3 porcellini? Sì, e l'ho mangiato. Bevila perché è tropicana, yeah. In realtà dentro c'è succo di limone, spremuto a mano. Handmade succo di limoni. Succo di limoni. Ti vedo affaticata? Oh, è caldo, no? Fatica. Secondo me se strizza la maglia esce, riempio la bottiglia. Che bello. E non di succo di limone. Ma che bella collana che hai lì. Vero? Guarda che bella. Ma dove l'hai presa? Facci un po' di pubblicità, dai. Il mio moroso preferito, Nicolas Torresan, produce handmade queste Collani. collani handmade. This is collana del battesimo, but this inquadrate the precious The precious stone. this is Labradorites jewels. Sì, le facciamo noi davvero. Adesso, nuova produzione, abbiamo comprato gli attrezzi, ci mettiamo a produrre anche creazioni in resina. Stay tuned! Siamo qua. Forse continuiamo verso Malga Maleda. Ciao. Animali tipici della Val di Rabbi, gli alpaca. Ma sono alpaca o sono lama? Beh, sono entrambi endemici del territorio, quindi se volete vedere degli alpaca venite in Val di Rabbi, mandri e a volontà. Solo se sapete il dialetto del luogo, perché hanno un accento molto accentuato. Esatto. Sì, essendo proprio di qua, insomma, famiglia. Se volete fare conoscenza, meglio impararlo. Sì. Era la Malga Fratte Bassa e si mangia molto bene. L'ultima volta abbiamo mangiato spezzatino di cervo, bevuto vino, mangiato dolci, poenta. Adesso abbiamo un po' di tempo, cerchiamo di raggiungere la Malga Stablaz e niente, ci aggiorniamo. Per la Malga Stablaz sono altri 2 km da fare dopo la Malga Fratte, con 250 metri di dislivello. Impressioni? È molto bello. Ti piace? Siamo arrivati alla Malga e sembra, non è aperta al pubblico e credo sia usata semplicemente per portare le mucche al pascolo. Decidiamo un po' cosa fare. Ci piacerebbe vedere una cascata qui vicino che sembra molto molto bella e di cui probabilmente nessuno ha mai sentito parlare. Allora, le cascate che adesso vi mostreremo sono forse le cascate della Val Maleda? Non lo sappiamo ancora, ci sarà scritto? Guardate che paesaggi! Allora c'era un cerbiatto, era tipo piegato in due e la pancia era aperta ed era senza viscere, quindi qualche animaletto, una volpe, qualche volpe se lo sarà mangiato. Qui vicino è stato visto un orso, quindi magari era l'orso. Stiamo ritornando perché sono le 7 di sera e abbiamo un po' di chilometri, mangeremo tardi.
quanto pare abbiamo fatto il percorso della fauna che conduce alle malghe Maleda e Monte Sole, che però ovviamente non abbiamo raggiunto per questione di tempo. E nei prossimi giorni ci piacerebbe mostrarvi qualcosa anche riguardo alle cime più lontane, quindi ora noi ritorniamo e continuate a seguirci. Stai tuned.